Avvocato risponde. Eccomi ragazzi, buonasera a tutti. C'è anche Giorgia collegata. Abbiamo avuto Buonasera un a tutti, piccolo ciao intoppo Massimo. tecnico, ma siamo arrivati alla diretta della puntata dell'Avvocato risponde. E innanzitutto vi lascio come al solito i contatti per intervenire in diretta: 0292 94 7222. Poi vi lasciamo anche la mail dell'Avvocato risponde e ve la vado a prendere subito. Allora, info-l'avvocatorisponde.com, l'avvocato senza apostrofo. Qui potete mandarci i quesiti giuridici o comunque le domande e noi cercheremo di rispondervi poi con calma dopo anche la puntata. Quindi chi non riuscisse a intervenire in diretta con delle domande può farle attraverso la mail, che la ripeto nuovamente: info-l'avvocato senza apostrofo risponde tuttaccato.com. Bene, allora siamo qua, c'è Giorgia collegata. La puntata di oggi è prettamente diciamo così riferita a argomenti di natura condominiale, ma non solo. Poi parleremo un po'. Io sono un po' stanco oggi, ve lo dico, quindi cioè nel senso, certo non abbiamo una scaletta vera e propria in effetti, però come sempre, perché a noi piace sempre andare un po' anche a braccio, no, prepariamo sempre le scalette, però io davanti non ho nulla, quindi con Giorgia abbiamo condiviso una sorta di scaletta, tra poco partiamo. Lasciatemi solo introdurre un tema a me molto caro, l'avevo fatto l'altro giorno, l'altra puntata scusate, sulle famose sentenze, no, allora mi sono arrivate tante domande anche su TikTok. Io sono in diretta in questo momento su TikTok su questo argomento, a me molto caro, e c'è stata un'altra pronuncia molto significativa della Tribunale di Bologna, che ha disapplicato per la seconda volta un decreto flussi migratorio che era stato emanato prontamente dal governo dopo che c'era stata quella disapplicazione del provvedimento di Roma. Bene, dovete sapere che anche questo secondo provvedimento è stato disapplicato con la norma che è stata rinviata alla Corte UE, che dovrà decidere sulla base di cosa? Dovrà decidere i paesi che secondo loro sono o meno pericolosi, così da decidere se un migrante potrà essere o meno trasferito. Insomma, giusto per essere chiari, chi vi parla crede che siano procedimenti che debbano essere risolti non su questioni riguardanti aspetti politici, ma devono essere riguardanti aspetti di merito. L'Italia ha un problema migratorio e credo personalmente che debba essere affrontato in modo serio. Ciò detto, questa concedetemela, partiamo con gli aspetti giuridici e gli aspetti previdenziali, non solo i condominiali. Giorgia, partiamo subito. Allora, credo che il tema più rilevante e più Sono conflittuale, tanti temi sì, sempre in ma questa esatto, materia. ma quello più conflittuale che c'è, credo in assoluto, e poi tu mi dirai se sbaglio o no, all'interno dei condomini sono le famose delibere condominiali, quando magari un condomino di sua iniziativa, di sua sponte, magari fa dei lavori, magari mette, non so, il parasole diverso dagli altri e gli altri condomini dicono: ah, guarda quello, si è lamentato, si lamenta, ha messo quella paratia che è diversa dalle nostre. Cosa fa? Va dall'amministratore e gli dice: io non la voglio, deve essere uguale alle altre. Vanno in assemblea e decidono se o no è conforme al regolamento condominiale. Dico bene o dico sbagliato? È uno dei punti dove si Questo litiga di più. sicuramente. No, ti ringrazio Massimo per l'introduzione e per la domanda, perché sicuramente sono temi molto attuali e molto sentiti, e poi come dicevi prima a noi piace anche non seguire rigidamente una scaletta, anche Esatto. perché a noi interessano anche i vostri casi, quindi se voi ci chiamate, condividete con noi le vostre problematiche, a noi fa solo piacere e volentieri usciamo diciamo dal nostro schema. Brava, giusto. Sicuramente il tema della vita in generale in condominio, che tu hai esemplificato e riassunto benissimo in questo momento, è molto genera molto contenzioso, è fonte di contenzioso, e in generale il tema delle delibere è poi giuridicamente parlando quello su cui noi avvocati interveniamo. Ci sono persone, condomini, che di loro iniziativa, come hai giustamente anticipato tu in questo esempio, prendono l'iniziativa e modificano o comunque
si muovono Si autonomamente, muovono a prescindere dal autonomamente. fatto che vivono in un condominio e quindi che magari la modalità più corretta sarebbe quella, a meno che ci siano ovviamente delle situazioni pacifiche, ma se ci sono dei dubbi che si possa andare poi a violare il regolamento, il comportamento diciamo ideale sarebbe quello di sottoporre all'attenzione dell'assemblea prima di porre in essere qualsiasi tipo di intervento la loro esigenza, farsi autorizzare e poi procedere con i lavori. Purtroppo in molti casi l'autorizzazione verrebbe negata e Certo, quindi certo. ormai i Ma, comportamenti più frequenti Giorgia, che io cerchiamo. ho anche l'impressione, questo però ripeto, io parlo, non da tecnico, ma da avvocato non specializzato in quello, però un po' di cose le ho fatte anche indirettamente. Allora io a volte credo che ci siano un po' anche dei dispetti all'interno dei condomini, questo è un po' spiacevole da sentire, nel senso che a volte si innescano quelle antipatie per le quali poi non si riesce a decidere su niente. Allora io credo il consiglio che si può dare a tutti i nostri telespettatori, oltre, al fatto di far le cose per bene, giustamente come diceva l'avvocato Colombo, cioè nel senso se fate qualcosa è bene, è opportuno prima di fare i lavori sentire il diciamo così, l'amministratore, giusto? Per capire se possono Sì, andare bene. l'assemblea, cioè Esatto, tendenzialmente allora se sono poi delle richieste semplici da gestire, l'amministratore in potrà proprio può già dare delle risposte, però se esatto, ci sono dei dubbi nell'applicazione anche del sì, sì, regolamento, io consiglio anche agli amministratori, perché poi sono loro che si certo. trovano a gestire anche le problematiche, di sottoporre la questione all'assemblea, viene inserito un apposito punto all'ordine del giorno, così si va a discutere. Eh. Però purtroppo, come dicevi tu, molte volte vengono negate delle autorizzazioni che non arrecherebbero nessun tipo di problema, solo perché anni prima è stata fatta una Esatto. richiesta Cioè analoga o io credo comunque che diversa. soprattutto in condomini adesso noi facciamo cioè, io per esempio feci una cosa su un condominio veramente grande con insomma 70, 80 condomini, anche di più. Cioè mettersi a discutere su quelle cose, il suggerimento è cercate di venire a un dunque prima di andare, Assolutamente. cioè è giusto il consiglio. Poi se effettivamente riguardano delle tematiche importanti sono il primo io a dire però a volte sull'esperienza mia è che a volte veramente in Italia a volte si litiga su tutto. Cioè io cioè io faccio l'avvocato, però sinceramente su certe cose, insomma, mi tolgo un po' a volte, quando si litiga veramente per delle sottigliezze, delle stupidità a volte. Magari Però posso sì, darvi una buona notizia su questo tema: oggi queste questioni non arriverebbero comunque in tribunale, quindi diciamo che certo, abbiamo degli certo. strumenti alternativi obbligatori, ma che secondo me sono stati pensati per molte materie in cui sono stati resi obbligatori, tra cui questa, proprio per evitare che si vada a discutere davanti a un giudice di questioni che oggettivamente magari mh, è meglio che si gestiscano con il buon senso tra privati e al di fuori delle aule dei tribunali. Se nel caso di specie un condomino chiede un'autorizzazione e viene negata, oppure peggio, ha già agito e poi l'assemblea delibera di rimuovere quella particolare opera che hanno manufatto, che hanno realizzato, comunque diciamo che si oppongono alla modifica che è stata posta in essere, l'amministratore poi è obbligato a dare esecuzione alla delibera, Certo. ma chi subisce diciamo, gli effetti di questa delibera e quindi è contrario e non è d'accordo diciamo, sulla decisione dell'Assemblea e ritiene ovviamente di avere dei fondati motivi per cui opporsi, deve impugnare, quindi con uno strumento che poi e si deve anche avvalere tra l'altro della consulenza di un avvocato, Ecco. ma l'impugnativa della delibera oggi passa attraverso il procedimento di mediazione obbligatoria, quindi non Certo. si andrebbe comunque davanti a un giudice Sì. e questo procedimento, essendo obbligatorio in questa materia, è una sede che è efficace dal punto di vista poi del risultato concretamente ottenibile, cioè per la mia esperienza il 90 e passa per cento Si dei casi chiude, si si risolve chiude. in questo Ecco, caso. scusa In Giorgia, questo ti faccio una domanda sul discorso prego. sempre delle delibere, perché mi incuriosisce anche a me. Sul discorso per esempio facciamo un esempio concreto che magari può essere utile ai telespettatori. Magari se si deve decidere su un argomento veramente delicato all'interno di un condominio, non so, per esempio il condominio deve effettivamente decidere se conferire un mandato per una causa, non so, per esempio, Sì. non so, un contenzioso che si genera all'interno di un condominio, il condominio deve decidere se affidare la causa a un legale, passa attraverso l'assemblea dei condomini che devono votarlo. Com'è che accade il discorso di maggioranze su questi temi? È uguale o no? Ti parlo così da profano, Sì, eh. allora sicuramente c'è una distinzione da fare anche sul tipo di contenzioso, perché Ecco, ci sono delle liti attive, vengono definite, e delle liti passive. Attive sono quelle che vengono introdotte, diciamo, su iniziativa del condominio, quindi il condominio è la parte atti attoria che parlia par agisce in giudizio. parliamo di quelle attive magari. Invece quelle passive sono quelle che subisce il condominio e quindi l'amministratore
ovviamente in qualità di legale rappresentante, riceve la notifica dell'atto di citazione, per essere Giusto. poi precisi, deve ovviamente riferire immediatamente all'assemblea, però per chi non lo sapesse, il fatto già di ricevere un atto, quindi la notifica di una citazione, comporta l'attivazione di un contenzioso anche dal lato passivo, e quindi il fatto magari di non costituirsi non vuol dire che uno non fa parte di quel giudizio, anzi risulterebbe contumace, quindi poi comunque Vabbè, la adesso già sentenza. non No, no, andiamo no, troppo però nel era per tecnico dire perché sennò che non dal capi punto di vista della lite passiva l'amministratore, anche Sì. se non ha il tempo di convocare immediatamente un'assemblea, tendenzialmente deve costituirsi in giudizio Per per poi riferirne alla prima occasione Vabbè, utile e farsi ma ratificare come l'operato. maggioranze cioè nel senso Permetterebbe il metti il caso che lui deve fare una causa sostanzialmente. attiva, quali sono le cioè come fa a incaricare un avvocato a dire: "Ascoltami, fai tu il mandato perché il condominio ha deciso." Cioè ci basta una maggioranza relativa o assoluta? No, questo Allora, tendenzialmente sì, poi come okay. sempre bisogna andare a vedere l'oggetto della causa, però non serve l'unanimità, anche perché Okay, tendenzialmente sono come nelle transazioni, basta la perfetto, maggioranza perfetto. semplice, Quindi ma questo anche perché sono dei temi che tendenzialmente, cioè più che altro molte volte sono proprio delle esigenze e l'unanimità è molto l'unanimità difficile da no, ma ecco, ottenere. però si contano i millesimi, cioè nel caso se per esempio un Sì, condominio un sempre condo avere la doppia maggioranza, quindi eh, 101 millesimi e eh. poi la maggioranza anche degli intervenuti, Die perché teste, in delle ogni teste, delle esatto, teste, perché nelle delibere condominiali abbiamo sempre 2 quorum, uno costitutivo e quindi giusto. per vedere se è valida l'assemblea, e uno deliberativo in base ovviamente alla delibera che andrà assunta. Però per ogni per verificare ogni quorum serve la maggioranza sia per quanto riguarda i millesimi, e quindi quanto le persone presenti quanti millesimi rappresentano, e poi anche per teste, quindi in base al numero di persone. Quindi la votazione è sempre fatta su una doppia maggioranza, e nella verbalizzazione secondo me bisogna stare particolarmente attenti quando si verbalizzano le delibere vere e proprie, quindi dopo la discussione in cui viene riportato tutto quello che avviene, si deve scrivere qual è la decisione che viene presa. Bisogna stare attenti su questa parte della verbalizzazione, indicando anche banalmente in modo esplicito gli astenuti, i voti contrari, cioè deve Certo. essere Sì, sì, chiaro, deve chiaro, riuscire a chiaro. ricostruire, Sì, anche no, perché soprattutto poi immaginiamo che poi allora, sempre sulla mia esperienza impegnativo. sulla mia esperienza personale, cioè ovviamente le assemblee dei condomini è difficile raggiungere a volte, no, la maggioranza, perché, purtroppo a volte su certi magari poi alla sera spesso no, anzi non spesso, sono sempre alla sera, perché ovviamente dalle 7 e mezza in poi molti disertano e magari se poi devi raggiungere, no, una decisione di questo tipo non è neanche semplice da raggiungere a volte, o sbaglio? Massimo quando ci sono dei casi invece in cui è proprio obbligatorio avere l'unanimità, ma l'unanimità non vuol dire Quali? dei presenti, perché magari alcuni non lo sanno, cioè vuol dire di tutte le persone, proprietarie delle unità immobiliari che compongono lo stabile. Però se banalmente il condominio è proprietario di un locale, banalmente dove Sì, c'è il custode, a volte ci sono dei condomini in cui il locale della portineria è di sì, proprietà di sì. tutti i condomini, quindi in quel caso se si vuole vendere, oppure Ecco. se si devono prendere delle decisioni che riguardano proprio la proprietà, in quel caso serve l'unanimità, e L'unanimità. quindi E invece per tutti. esempio sulle parti comuni, Giorgia, serve anche lì l'unanimità? Se si va a decidere su parti comuni del condominio così d Dipende dal tipo di decisione che viene presa, cioè okay. il cambio di destinazione d'uso sì, cioè Ah, ci sono delle ah, decisioni ci che sono riguardano, dipende molto da quello certo, che certo. anzi no, nel cambio di destinazione d'uso adesso c'è un articolo specifico, anche lì dipende, però ci sono dei casi in cui serve l'unanimità. Quando si trasferisce la proprietà Ah, sempre, ci quando sono si dei trasferisce casi la in cui. proprietà, la regola è quella. Quindi signori, questo dimostra il fatto Anche che perché lì poi bisogna fare anche un atto notarile e l'amministratore non è autorizzato, non è proprietario no, l'amministratore, no, quindi poi no. serve un atto in cui tutti vanno a firmare davanti al notaio. Ci sono una serie di situazioni che necessitano proprio la Un'altra compartecipazione u di tutti i una condomini, però un'altra cosa passiamo a un'altra cosa che mi incuriosisce tanto, perché stavamo parlando di, Italia poi paese massimo li stiamo parlando ovviamente di ipotesi residuali, perché sì, altrimenti avremmo il paralizzarsi della vita condominiale, se per la maggior parte delle delibere fosse necessario avere un quorum così elevato. Ma anche, faccio un esempio perché mi ha un po' colpito rispetto alla riforma che è intervenuta sul 110%, bastava una maggioranza molto bassa di un terzo per deliberare, e visto quello che
a cui assistiamo oggi, quindi all'elevato contenzioso in materia, effettivamente è stata una delibera molto semplice da assumere in condominio, tant'è che è passata in tantissimi casi, soprattutto nei condomini molto Scusa Giorgia, grandi. però per esempio mi lasci il fianco sul 110, ma sul 110 scusami, tutti i contenziosi che sono sorti, no, sul 110, chissà qua io per esempio ne ho visti alcuni a no appunto a latere, perché sono venuti da me e cosa è successo? Ovviamente classico, il condomino all'interno del condominio, quindi come persona fisica in questo caso ha avuto un danno perché la classica società che ha aperto, no, edile, che sono nate come i funghi, no, da quando è nata questa norma, era la classica SRLS. Dopo, quando c'è stata il cambio della normativa fiscale che ha modificato la possibilità di ottenere i crediti d'imposta, ovviamente alcune società hanno chiuso i battenti perché non riuscivano più ad andare avanti, quindi la persona si è trovata con i cantieri piantato lì e le aziende sono andate via. Cioè è stata una cosa devastante quella, è stata una cosa un danno pazzesco e io ne ho fatti 2 o 3 di 'ste robe qua, quindi, privati, villette, giusto, case unifamiliari sì, o sì, sì, bisiliare. sì, sì. A me quelli sono capitati all'inizio, adesso devo dire che vedo più contenzioso proprio in ambito condominiale, anche perché molti committenti, forse la maggioranza, sono condomini. Ah, okay. E quindi, in ambito condominiali come stanno andando a finire 'sti Allora, noi contenziosi le con il stiamo 110? gestendo per ora tutti in ambito, precontenzioso, se posso Sì, definirlo, comunque all'interno di negoziazioni assistite sì, o comunque con dei passaggi, via stragiudiziale, quindi in contatto con i legali. Però abbiamo casi in cui o i cantieri sono fermi, perché per mancanza di liquidità o, come dici tu, per imprese che magari non erano sufficientemente organizzate, non sono riusciti a far fronte ai tempi e certo. alle esigenze di questi cantieri. Il problema è che dal 1° gennaio 24 è anche cambiata l'aliquota, quindi tutto quello che è stato fatto entro il 31/12/23, ma non bastava, non parlo solo di lavori eseguiti, ma anche di pagamenti effettuati, perché qui c'è tutto il tema fiscale che sicuramente conosci meglio di me, però il bonus e quindi la possibilità di usufruire delle agevolazioni dipendeva anche dal momento in cui veniva effettuato il pagamento, non soltanto l'esecuzione dei lavori. Tutto quello che invece è, diciamo, confluito nell'anno attuale, quindi dal 1° gennaio 24, ha avuto una modifica dell'aliquota, quindi non è più il 110%, ma il Sì, 30% è a adesso carico esatto, è cambiata tantissime volte. Adesso cioè 70. Per tutto quest'anno è eh, 30-70, eh, però vuol dire che i singoli condomini, nei casi più frequenti che vedo io, ma comunque sì. anche i privati committenti delle loro unità immobiliari, sono gravate di un costo molto elevato, perché il 30% su magari il 60% dei lavori da completare ha un'incidenza notevole, e questo ovviamente ha creato molti problemi. Noi abbiamo cercato di trovare degli accordi con le imprese in modo tale che fossero le imprese ad accollarsi almeno pro quota Certo. questo aggravio di spesa a cariche dei condomini, soprattutto nei casi in cui l'inadempimento, Comunque è comunque diciamo il importante, ritardo un'altra era cosa che è riferibile. importante, che mi sento di dire, no, che, mi è capitata anche a me recentemente, il discorso non condomino, ma è molto secondo me attuale con quello che sta dicendo Giorgia. Cioè prima di affidare i lavori anche a società, cioè fate una verifica sulle società, cioè non è che potete affidare così l'appalto a società senza aver fatto un minimo di verifica, sto dicendo verifica patrimoniale sulla società, per capire se è capiente. Perché se poi nascono i contenziosi e questi hanno capitale sociale di 1 € o 2 €, cioè ciao, vi fanno con la manina così e voi rimanete col cerino in mano. Quindi quanto è importante, essere preventivi prima di affidare in generale, anche sui contratti d'affitto, qualsiasi cosa. Quando concedete una vostra proprietà a un terzo per fare dei lavori, cioè fate una minima verifica sulla persona, sulla società, perché se poi, ribadisco, scatta il contenzioso e ci sono problemi di recupero, se la società non è capiente voi non recuperate nulla. Questo è quello che Sì. anche io ho visto, Poi insom purtroppo, Massimo, per la mia esperienza, ci sono anche imprese sanissime, serissime che, magari per errore o semplicemente certo, per una certo. serie di eventi sfavorevoli, si sono trovati a gestire troppi cantieri in parallelo, e queste modifiche continue rispetto alla Ah, normativa sicuro, sicuro. iniziale Sì, sì. hanno oggettivamente creato una crisi di Mh. liquidità, e purtroppo in molti casi hanno portato No. anche, No, adesso non si parla certo. più di fallimenti, però alla No, liquidazione ma giudiziaria. infatti, cioè il tema è che se grandi aziende hanno avuto fallimenti, figurati le piccole, cioè le piccole hanno chiuso i cioè Certo, per questo che dico, quindi cioè, certo. oggettivamente questi cambio cosa che tra l'altro è stata attaccata anche dal punto di vista normativo, cioè un po' anche costituzionale, perché uno giustamente confida di svolgere i lavori insomma sulla base di determinate detrazioni fiscali e poi la norma cambia continuamente. Evidentemente hanno dovuto farlo perché la copertura
coperta era corta, lo sappiamo tutti, Assolutamente, però per esempio anche le agevolazioni uniche che ho visto quest'anno con il cambio aliquota sono per chi ha un ISEE molto basso, mi sembra inferiore ai 15.000 €, però rispetto alla maggioranza di chi si è trovato poi in queste situazioni è veramente residuale la fetta di persone agevolata e esentata, diciamo, da questo aggravio di costi. Certo. Quindi non c'è nessuna misura dal mio punto di vista che va incontro alle esigenze di chi si è trovato suo malgrado in questa situazione, anche perché i cantieri fermi che vedo io non sono facili da sbloccare, quindi molto probabilmente i lavori andranno avanti anche nel 2025. Come sempre non sappiamo quale sarà l'aliquota ad oggi, però si vocifera ed è abbastanza è un po' che si parla di questa nuova secondo me è abbastanza attendibile, perché non ho letto informazioni troppo diverse, però aumenterà ulteriormente la quota carico dei singoli e si parla oggi di 35%, ma se fosse 40, in ogni caso è un aggravio notevole rispetto a quando hanno deliberato i lavori. Quindi esatto, cambia tutto, quindi poi lì, nel mio vabbè, caso insomma. ho tanto contenzioso purtroppo con le imprese per far sì che i lavori finiscano il prima possibile. Giusto. Abbiamo dovuto stralciare, trovare degli accordi che hanno modificato proprio il tipo di lavorazione. Perché poi sulle grosse ovviamente il contratto, fai il general contratto e poi sotto ci sono tutte le altre società che lavorano, quindi è una complessità anche di Ma infatti accordo quello è il grosso difficile. problema, perché noi ci relazione lato committente con il general contractor, che però tendenzialmente non ha dipendenti, non esegue i propri lavori, ha difficoltà con le imprese che poi sono presenti in cantiere, hanno loro difficoltà di comunicazione, e tutto questo ovviamente viene ribaltato poi sui condomini committenti, quindi abbiamo veramente una serie di problematiche notevoli. A me è capitato anche un cautelare in corso, nel senso che un cliente aveva un cantiere aperto all'interno, diciamo, di un cortile e una parte dei ponteggi va a invadere. Effettivamente ad invadere la facciata del condominio È un adiacente. problema, Il diritto di ma passaggio. scusa, io avevo visto, adesso è bello anche fare esempi così la gente più capisce meglio, immaginiamo che tutti i 110 a Milano sapete quanti, purtroppo dove sotto magari c'erano ristoranti, io non feci uno, che è venuto da me uno, ha detto: "Ma io c'ho un ristorante, questi mi stanno coprendo l'insegna." Son tutti problemi, perché poi giustamente se i lavori vanno avanti finiscono, ma come dicevamo prima, se per il tramite di questi cambi normativi poi si interrompono, non finiscono più. Questo ristorante qua m'ha detto è disperato, era disperato, mi ha detto: "Io guarda adesso qua che mi coprono tutta la mia visuale", e da quel suo punto di vista ha anche ragione, perché effettivamente su un'attività commerciale si basa sulla pubblicità. E in questo caso cosa succede? Oltre il danno alla beffa, questo addirittura deve pagare l'insegna sulla pubblicità, no, la famosa tassa, e vai a parlare col comune, poi si apre tutto un disastro da questo punto di vista. Quindi vedete quanti problemi poi possono nascere, no, sembra che tutto semplice e poi alla fine le liti. Scusa Giorgia, un'altra cosa che sto andando avanti un po' per quelle delle domande che volevo farti, sempre in tema di litigi. Intanto mi dice il regista, scusa che ti interrompo, c'è una piccola pubblicità, quindi ci fermiamo 2 minuti. Ciao. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza! Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Radio Libertà. Veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Eccoci, brevissimi, abbiamo recuperato, eravamo un po' in ritardo, abbiamo fatto
neanche io se volevo alzarmi siamo già siamo già in onda. No, ma il tema vero è che poi volano le puntate sulla radio. Inizialmente quando abbiamo cominciato, eravamo tutti timorosi di dire: "Ah, aiuto, un'ora non passa più, un'ora non passa più." Invece alla fine, vabbè, sarà perché poi alla fine è la nostra materia, però Parliamo di vola il casi che alla tempo, vola fine il ci tempo. piace anche commentare, Cerchiamo di perché essere leggeri, siamo tutti stanchi. Chi ci ascolta sarà in macchina, non so dove sono, non so. A volte mi immedesimo nella gente che sta ascoltando, quindi già siamo in un periodo di problemi. Cerchiamo di alleggerire un po' anche, quelli degli ascoltatori, magari cercando di dargli qualche spunto di riflessione. Giorgia, sul discorso dei rumori, cioè lì si apre tutto un tema, cioè dei rumori cioè attenzione. disturba la quiete pubblica, Tra l'altro questo animali è un tema che domestici. secondo me nella mia materia è particolarmente delicato, perché viene sempre un po' spostato sul piano soggettivo, come se fosse un problema del singolo, e quindi c'è sempre magari la persona più sensibile che secondo gli altri deve creare problemi e lamentarsi e basta. Oggettivamente però è difficile poi trovare un criterio, quindi è normale che poi ci si debba avvalere di consulenti tecnici ed esperti. Normalmente chi ha un problema di questo tipo e quindi subisce, diciamo, delle emissioni rumorose, deve rivolgersi a un Ecco, tecnico che deve redigere una perizia vera e propria per brava. capire intanto la fonte del problema, Mh. quindi da dove viene, anche perché se noi parliamo di condomini, in questo caso non è detto che venga da una parte comune, potrebbe venire da una parte privata, e una volta che si individua, diciamo, la causa, si individua anche il soggetto nei cui confronti rivolgersi. Secondo passaggio, quanto elevato è questo rumore, Certo. ma non rispetto alla soglia di percezione soggettiva. Si parla di normale tollerabilità all'interno del Ci sono codice anche delle civile. soglie poi tra l'altro, che Ci sono sono le state, soglie. senza Sì, entrare in sì. quello, però effettivamente poi potrebbe scaturire addirittura anche un reato, perché se si superano determinate soglie scatta addirittura dei reati. Quindi, cioè immaginiamo comunque, cioè il consiglio che ci sentiamo di dire anche in questo caso, cioè non partite in quarta con azioni, cioè giustamente come diceva l'avvocato Colombo, cioè valutate un attimo le entità, soprattutto il perdurare, questo è importante, perché secondo me, non solo secondo me, dico secondo me, ma non solo, cioè quando si può innescare un danno da disturbo effettivamente, quando il rumore continua nel lasso di un considerevole lasso di tempo, giusto Poi i Giorgia? consulenti, diciamo, esperti di questa materia hanno tutti i criteri che poi sono quelli adottati anche dalla giurisprudenza, e che definiscono il superamento o meno di queste soglie di normale tollerabilità, quindi è Cioè un il dato famoso oggettivo cane, no, che abbaia, verificabile. Giorgia, il famoso cane che abbaia che dà fastidio, No, cioè quello no. Cioè dipende probabilmente. no, No. certo, però immaginiamo che no, però sai, sono dei casi in cui magari Sì. quello ha un pastore tedesco, cioè un abbaio continuo. Allora, in questo caso ribadisco, per essere pratici, cioè l'abbaio saltuario non può sicuramente configurarsi. Si configura quando c'è un continuo, e quindi in questo caso è importante avere una prova poi, cioè Assolutamente. Io registrazioni, stavo pensando, cioè visto che oggi gli animali sono molto invece frequenti nei condomini, tant'è che anche da frequentissimi. regolamento non possono essere vietati, però io stavo pensando a casi che mi sono capitati, che purtroppo sono arrivati anche in tribunale. Poi negli anni passati, non essendoci la mediazione, noi abbiamo molte più sentenze, secondo me, rispetto ad oggi sulla casistica, perché era l'unico modo per risolvere i problemi. Pensate a quei condomini dove, tra l'altro come quello che citavi tu, in cui ci sono magari delle attività commerciali, quindi ristoranti, Certo, bar. A me è certo. capitato un caso in cui c'era all'interno di una di queste unità un bar, e un condomino, quindi neanche tutti, lamentava i rumori, ed è normale che rispetto magari a un appartamento privato sia diverso, perché le sedie vengono È spostate, normale. cioè tutti i giorni ci La sono. musica Giorgio, no, sul discorso della musica. Sì, no, quello era un bar aperto, va bene, nel mio Ah, caso non c'era il problema della musica, però sì, esatto, in no, perché io molti per casi esempio quello anche fa presente. casualmente vicino, cioè vabbè, come a Milano, come il 90%, no, Sì, sì, 90%, sì. tantissime cose, magari c'è la classica musica. Fino a che ora si può mettere, Giorgio, di solito? Fino a mezzanotte, No, no? quello C'è abbiamo i un'ora. regolamenti, quello di solito nei regolamenti Sì. consiglio di verificare il regolamento Ecco, condominiale, perché normalmente ci sono delle fasce orarie specificate, quindi già banalmente guardando questo dato uno sa se rispetta o Ah meno sì, le eh? regole Ah del bene. Quindi il condominio. suggerimento anche lì andate a vedere se Sì, potete farlo o no. controllate sempre, Controllate assolutamente. sempre perché poi nascono i Anche problemi. perché spesso magari non è neanche il proprietario che utilizza l'immobile, ma lo dà in locazione, Giusto, quindi giusto, poi ci si giusto, deve giusto.
relazionare quantomeno con il conduttore, e quindi è bene che la documentazione fondamentale, quindi il regolamento di condominio, venga condivisa in modo da mettere tutti nelle condizioni di rispettarlo, anche a tutela ovviamente degli altri abitanti Perché dello effettivamente stesso. una faccenda particolare è proprio questa: quando c'è un condominio all'interno ci sono delle attività commerciali, classico, non so, condominio con all'interno una palestra, no, la palestra pubblica, no, quindi in questo caso ovviamente c'è tutto un tema di accessi, di parcheggi, cioè è tutto una Via cosa di gente, ma infatti molte complicatissima, volte io vedo che vengono anche assunte delle delibere specifiche per Ah, okay, per anche normare, per normare. per gestire il maggior utilizzo dei beni comuni, Mh-mh. però anche queste sono delibere molto difficili, quindi dal mio punto di vista è bene rivolgersi anche a dei consulenti. Io vedo che ormai gli amministratori collaborano quotidianamente con noi avvocati, perché ci sono una serie di situazioni che si trovano a gestire che sono delicate, e loro non sono tutti avvocati commercialisti, tecnici, quindi è bene che siano supportati da un team di esperti. A me è capitato una causa che ovviamente adesso abbiamo in corso in questo momento, Sì. ma parte da una delibera del 1990, ed era Ah. un caso in cui c'era sempre, non una palestra, ma un esempio simile, e un utilizzo molto importante dei beni comuni, ascensori, scale, e quindi i condomini avevano chiesto di farsi carico in maniera superiore delle spese relative a questo, alla manutenzione, diciamo, di questi beni. Sì. Ovviamente la delibera ai tempi era stata assunta non all'unanimità, però di fatto si andava a modificare un criterio di legge, perché rispetto a quello che stabilisce il codice si era stabilito un criterio alternativo sulla base effettivamente di una situazione di fatto. Poi quando sono cambiati i proprietari, e ovviamente questa delibera ha continuato a produrre effetti per più di 30 anni, gli attuali proprietari hanno fatto causa al condominio impugnando quella delibera del 1990, perché anche se nel codice c'è scritto entro 30 giorni, dovete sapere che ci sono dei motivi di nullità come questo, quando viene violato un criterio di ripartizione delle spese, per cui la delibera è impugnabile senza limiti di tempo, e quindi oggi abbiamo un contenzioso in essere legato a una delibera del 1990. Addirittura? Sì. E ovviamente c'è un tema di prescrizione, quindi anche se loro chiedono la ripetizione di tutto quanto hanno pagato in eccesso, non si potrà andare a ritroso di 30 anni, però abbiamo una prescrizione che potrebbe essere decennale in questo caso. Quindi comunque, diciamo, le questioni poi da gestire in ambito condominiale non sono semplici, ed è secondo me opportuno prestare particolare attenzione, perché oggi impugnare è molto semplice, Sì, è basta vero, depositare una domanda di mediazione, ha sì. un costo anche molto Modesto, diciamo, modesto, nel contenuto, contenuto, sì. assolutamente, Ed è veloce, però no, vediamo un po' i tempi, Giorgia, che tempi ci sono sulla discorso della mediazione? Entro quando viene fissata? allora, con la riforma Cartabia la mediazione, il primo incontro viene fissato entro 20 giorni da quando uno deposita la domanda di mediazione, e l'intero procedimento ha una durata massimo di 3 mesi, È per legge? Per prorogabile di legge? altri 3, Per quindi legge? 6 mesi. Scusa. Per legge è 3 mesi, eh? Sì. Okay, 3 quindi mesi prorogabile di 3, quindi adesso durano 6 mesi. Poi dal mio punto di vista, visto che è una riforma da poco in imminente. Sì, vigore, scusa, recente, scusate, recente. molto, molto recente, è impossibile che tutti i procedimenti possano durare solo 6 No. mesi, ma anche perché in ambito condominiale, se c'è un problema legato a un criterio di ripartizione spese, tutti gli anni si va in delibera per l'approvazione del consuntivo. Tutti gli anni nel consuntivo c'è il conguaglio Ah, giusto. dell'anno precedente, quindi tutti gli anni dovrebbero impugnare i condomini. Scusa Giorgia, un'altra cosa che però agevola molto sono le udienze tutte telematiche, giusto? Non c'è udienza fisica nella Ah sì, mediazione. nella Questa è mediazione un'altra no, si può cosa, un vantaggio. scegliere, ma Sì, la no, dico, la regola tendenza è quella di fare tutta, questa è un'altra è cosa che, una delle poche cose che è venuta fuori dopo il Covid è questa, che finalmente, sì. cioè, oggettivamente, cioè, la presenza su certi tipi di procedimenti è pressoché, dal mio punto di vista, inutile, quella No, in fisica. mediazione io non ho più fatto effettivamente incontri in presenza da Cioè, dopo il voglio dire, è Covid. meglio di così, uno si collega, cioè, dall'ufficio, e questo accorcia, scusate, i tempi in una Sì, maniera sì. incredibile. Cioè, rende il nostro lavoro, primo, più efficiente, perché non ci dobbiamo spostare, quello degli avvocati. Quello delle parti ancor di più, perché se vogliono possono assistere, cioè diventa secondo me uno Devono strumento, assistere, perché la devono mediazione è fatta brava, dalle è parti, quindi in obbligatorio, è realtà in vero. mediazione devono assistere. Devono Poi noi avvocati ci obbligatoriamente facciamo rilasciare pieni poteri tendenzialmente, però
la regola è che la Devono partecipazione delle assistere, parti vero. sia effettiva, ma anche perché la mediazione è proprio uno strumento che deve essere concretamente utile per le No, e parti. poi soprattutto Poi deve devo essere dire comprensibile poi anche per la parte, non so, cioè perché non è classica udienza dove effettivamente a volte uno non capisce niente. In questo caso, le poche mediazioni che io ho fatto, cioè il mediatore ha proprio la funzione anche di spiegare più alla terra, no, il problema per farlo recepire da assolutamente. quello. No, ma è uno strumento che se gestito bene, secondo me funziona veramente bene, perché agevola e, previene il contenzioso, perché lo evita, portando un risultato in tempi rapidi, e poi consente alle parti, secondo me, di avere il pieno controllo. Come dici tu, sì, le parti capiscono bene come funzionano, quali sono anche le posizioni, quali sono anche i motivi che creano, una distanza rispetto alle loro posizioni, Assolutamente. e agevola nel cercare poi ovviamente di, risolvere e avvicinare le posizioni. Il tribunale ha un ambiente molto più asettico Certo, oggettivamente, sì, anche se nelle mie sì. materie con la riforma Cartabia ho notato che i giudici stanno applicando un po' la nuova procedura anche dal punto di vista della partecipazione delle parti. Vedo che in prima udienza i giudici tendono a Sì, volere devo la dire che partecipazione. anche sul diritto del lavoro, che ne abbiam fatte tante con l'avvocato Collovati di Sì, previdenziale, c'è la tendenza è quella di portare la parte subito, perché comunque è parte coinvolta, scusate la ripetizione, nel senso che evidentemente il classico amministratore, no, di contributi viene già sentito dal giudice. Essendo un procedimento più snello di quello civile, si richiede che sia presente anche lui. Scusa Giorgia, faccio un ultimo passaggio sul telefono che vorrei darlo ancora, se qualcuno volesse intervenire. 0292 94 7222. Siamo poi presenti su tutti i social, quindi se volete potete contattarci lì. Massimo Leonardi, Giorgia Colombo, lo studio legale Dirittissimo, c'ha la sua pagina di Instagram, se volete aggiungetela, dove ci sono anche delle piccole clip che faremo della diretta, così giusto per tenere un po' di aggiornamenti. Poi c'è la mail, info@l'avvocato risponde chiocciola, non mi ricordo. info@ l'avvocato Sì, già vai, risponde.com. non mi entra in testa questa mail, sto diventando vecchio, che non, però è senza apostrofo, quindi vabbè, comunque a parte quello, questa piccola parentesi, se volete intervenite. Giorgio, un'altra cosa di cui mi sono preparato io, perché avevamo detto che una cosa la potevo vedere io, l'ho fatto molto Che sei molto velocemente. tecnologico, sei No, mi appunto perché piaceva. sono tecnologico, io voglio parlare delle famose telecamere nei condomini, no, quando in generale potete installare una telecamera, un tasto dolente, in un luogo pubblico, in un luogo di lavoro, in un luogo dove voi non siete proprietari di tutto l'immobile. Cioè, immaginiamo un condomino che ha un garage, facciamo un esempio concreto così la gente capisce. Sì. Classico garage dove purtroppo il condomino ha subito 2 o 3 furti, giustamente gli girano le scatole e dice: "Ma adesso mi sono rotto le balle, scusate, ma voglio mettere una telecamera per vedere se qualcuno mi entra nel garage." Okay, può farlo o no? E la risposta è sì, però ci sono i vari passaggi autorizzativi e anche di privacy, perché la telecamera oggettivamente non dovrebbe invadere la proprietà altrui, ovvero non dovrebbe inquadrare, per esempio, il proprietario del box adiacente in teoria che entra nell'altro box, perché quello potrebbe dire: "Ah, ma tu mi hai tra virgolette "utilizzato le immagini", anche se ovviamente sono private." Insomma, c'è tutto questo tema sulla privacy. La risposta è oggettivamente sì, come le telecamere sul luogo di lavoro, no, la giurisprudenza dice che assolutamente è facoltà del datore di lavoro installare, ma tuttavia non devono invadere la privacy. Per esempio non devono essere puntate dinanzi alla macchinetta del caffè dell'azienda, no, perché lì inciderebbe eventualmente il classico break che un dipendente ha. Insomma, va messa nel luogo dove, per esempio, vi è un controllo dell'operato del lavoratore quando lavora, ma non ovviamente dinanzi al bagno dove un dipendente magari va a fare i suoi bisogni. Cioè, c'è tutto un tema che è E molto come in condominio, Massimo, non com puoi, se esatto, condividi il pianerottolo con un altro brava, appartamento, non puoi puntarla non può sulla porta d'ingresso del tuo vicino. Tu puoi puntarla sulla tua, perché ovviamente la tua esigenza di di sicurezza e quindi di sicurezza. tutelare la tua sicurezza prevale, ma non puoi andare ad invadere la privacy dei tuoi vicini. Sai quante Assolutamente. segnalazioni arrivano? Ecco, Perché ormai vedi? è Infatti, molto di infatti, moda, diciamo, comunque è infatti. molto Beh, sai, comunque allora frequente. sappiamo bene che, insomma, il tasso di insicurezza e di Eh, pericolosità è elevato. I furti sono in questo momento a Milano alle stelle, anche attività commerciali, poverelli, alcuni devono anche prendere provvedimenti, no, perché quindi la classica telecamera, non so Però se è vedete. anche il tema Sì, privacy, che sicuramente tu segui più di me, è molto sentito, sì, quindi sì. bisogna poi Certo, contemperare tutti certo, i certo, vari cer interessi. però penso che Bisogna sempre non andare ad invadere no, la no. sfera altrui. Io dico sempre, con la ragionevolezza si risolve sempre tutto, nel senso che ovviamente se una tabaccheria, e chissà quanti ne avete viste, nella
punto di raccolta del distributore automatico di sigarette, no? Quella classico, lì 8 volte su 10 oramai c'è la telecamera, perché quanti furti hanno sì. subito di macchine che addirittura sfondavano e si prendevano tutto. Ecco, allora lì, cioè, lì Però il chiaramente... massimo secondo me è diverso rispetto a quello che potrebbe essere in un condominio, perché Ah, di solito c'è certo, segnalata la certo, presenza di una certo, telecamera, certo, quindi tu sei informato. certo. Invece il problema è che magari adesso ci sono degli Giusto, spioncini giusto, e giusto. quindi da fuori neanche si sa se c'è all'interno No, no, questo certo. dispositivo. Adesso non so Certo, no, bene no, ma come poi magari descriverlo. possono essere anche, per esempio, dei captatori anche vocali oltretutto, magari, no, quindi c'è anche il tema dell'intercettare delle conversazioni oltretutto, quindi no, è delicatissimo. Però devo dire che questo settore è in netta espansione, anche è opinione ormai di questo dossier, no, questo hackeraggio che stanno facendo, cioè è pazzesco, ormai la tecnologia sta raggiungendo dei livelli che è veramente incredibile, Sì. quindi riescono oggettivamente anche su apparecchi che non sono i tuoi purtroppo a intercettarti. Quindi attenzione sempre a cliccare, a fare, a schiacciare. Cioè, io dico a volte tu mi dici che son tecnologico, però a volte è un attimo, cioè t'arrivano una mail, magari sei un po' distratto, no, schiacci, Però magari sei più consapevole. e sei più consapevole, schiacci e poi dopo vai a vedere il conto corrente a 0, dici piangi. Vabbè, su quello adesso io non ho seguito tantissimi casi, però ho avuto più clienti che mi hanno contattato perché hanno magari ricevuto dei link anche da numeri riferibili alle loro banche e hanno dato accesso ai loro dati personali, ma veramente cliccando su un click e seguendo poche ulteriori istruzioni, però poi si sono trovati ad aver eseguito dei bonifici di cui non si sa più nulla e le banche anche su questo non sempre rispondono, perché se poi per come sono andate le cose, diciamo che il diretto interessato si sarebbe potuto accorgere o comunque avrebbe potuto evitare la situazione e poi non può neanche ricadere sulla banca. Cioè Sì, effettivamente un sì. attimo hanno accesso ai nostri dati e Certo, certo, poi ci guidano, ci manipolano ci nei nostri manipolano, no, è diventata assurdo. Poi devo dire che adesso, il suggerimento, a parte che anche io ho avuto un profilo hackerato su Instagram, cioè il consiglio che possiamo dare a tutti, almeno io me lo dico da solo, perché me l'ho dato da solo, è prendere l'autenticazione a doppio fattore, ovvero, cioè si entra in generale così, si entra in un'applicazione, ti chiede la password, poi però ti chiede una seconda password se l'applicazione, per esempio, intercetta che il dispositivo è un altro rispetto a quello che utilizzi. Quindi allora ti chiede una seconda password e tu la generi con questa applicazione che si chiama Google Authenticator, che solo tu hai. Quindi se loro accedono al primo, il secondo ti bloccano. Io invece quando intanto il nostro regista mi annuisce, cioè che il regista mi che t'è annuisce capitato. perché giustamente ha subito anche lui probabilmente, no, nel senso perché lo sa, ormai, però sapete queste cose dopo, quando subisci un danno, dopo lo realizzi che veramente basta un attimo, quindi con quell'autenticazione Noi sei secondo a me posto. scusa, No, no, secondo me prego. noi siamo avvantaggiati con il nostro lavoro perché facciamo tesoro delle esperienze negative degli altri e Sì, quindi vero. riusciamo magari ad essere anche un po' più prudenti, ma semplicemente perché i casi che arrivano sulle nostre scrivanie sono sempre Certo. patologici, sempre problemi e Però, e nel senso ci aiutano. anche con tutte le accortezze, io per esempio è il caso, perché come si dice a Milano, non è che sono un pirla, però quella volta son stato un pirla perché ho schiacciato sul messaggio che mi era arrivato su Instagram di una pubblicità banale e questo si è impossessato del mio profilo. Quindi, cioè, Ah, e mi ha praticamente spammato delle mail coi bitcoin, sai come fanno, no, e poi ovviamente il profilo è stato chiuso perché la gente segnalava e quindi ho perso il mio profilo e non l'ho più avuto indietro. Quindi io adesso non è che faccio questo certo, di professione, però se uno fa il famoso influencer o comunque fa del proprio business l'attività su internet è un danno pazzesco, cioè si certo. prendono tutto il lavoro che hai fatto e oltre che della privacy, perché poi hanno tutti i messaggi che tu hai mandato, potrebbero ricattarti, cioè veramente sono situazioni delicatissime queste qua e Cer devono investire credo molto di più anche tutte le compagnie sulla sicurezza dei siti, perché a volte non è così, a volte si può accedere con una semplice password, oramai una password non serve più, no, ormai in cer banca ti chiedono poi il messaggino, no, arriva il secondo codice, almeno quello è un deterrente a volte per entrare sul conto, perché sai
Hanno complicato molto, devo Sì. dire, le procedure, Sì. però Sì. sicuramente i motivi sono Sì, no, è vero, troppe complicazioni no, però il giusto secondo me serve cioè soprattutto io dico, complicazioni secondo me giustamente come hai detto tu, secondo me su certi tipi di applicazioni effettivamente sono esagerate, cioè, molto concretamente, quando magari non Anche il fatto che ti cambino il PIN, che devi ecco, cambiare i brava, tuoi redditi ogni 30 no, giorni. brava, quella lì è una roba che non si può sentire. Io direi massima attenzione sul discorso banche, e-mail, quello sì, però effettivamente sulla classica, non so, mailing list di un sito che ti dice: "Devi cambiare poi la password, deve essere complicata", io ormai non so, mi scoppia la testa, perché poi deve essere con 4 fattori, una maiuscola, 3 minuscole, no vabbè, cioè Ma ormai poi adesso per ogni cosa abbiamo un PIN, un quindi PIN. veramente complicato. Adesso ci sarà però penso una novità imminente, no, di questo portafoglio digitale che consentirà quantomeno che venga, salvato documento e patente, queste cose qua, per evitare che si perdano anche quelle, perché poi effettivamente da questo Certo. punto di vista può essere utile secondo me, perché, Come lo SPID, comunque ci sono una serie di no, esatto, lo SPID strumenti ecco utili. però anche lo SPID che scade, insomma, che rendano un poco più veloci quelle cose lì. Io, non so se voi avete mai rifatto fare uno SPID, ma c'è da fare il segno della croce, cioè nel senso che una procedura troppo complessa secondo me su quello. Devono snellirle un po' Sì, quelle lo dici tu che comunque sei magari anche più portato, considerato che poi riguarda tutte le persone anche di un'età diversa, che magari non lavora più e ha meno dimestichezza, è certo. veramente secondo me rischi di Perché poi Giorgia, limitare poi molte persone. anche noi, lo sai, penso anche tu sulle tue pratiche condominiali in generale, cioè c'è bisogno effettivamente a volte che il cliente nostro abbia sempre lo SPID, perché magari noi dobbiamo accedere al cassetto fiscale o a fare delle verifiche e se non ha quello noi non riusciamo a lavorare delle volte, a me capita, Sì, ecco. io nel mio caso no, devo dire non è ancora Okay, uno strumento che usiamo così okay, tanto, è okay. più per magari viene chiesto lo SPID per firmare banalmente gli accordi di conciliazione e mediazione, quello Scusa sì. Giorgia, una domanda però te la faccio al volo, ma sul discorso convocazioni com'è adesso? È ancora cartaceo tutto? Cioè il condominio convoca ancora quelle raccomandate? Questa era No, la si curiosità. può convocare a mezzo PEC, anche Ma se perché non ce l'hai la teoricamente dovremmo avere tutti una PEC, no, in dico realtà però il non è così. cittadino non è obbligatorio averlo, quello lì. Sì, se uno ha la PEC ovviamente vale la Certo, PEC, se no ancora certo. la raccomandata con ricevuta di ritorno. Infatti anche su questo bisogna stare attenti sui giorni, perché tra i motivi di impugnazione c'è se la convocazione arriva in ritardo e deve arrivare 5 giorni prima. Brava, Non è che deve partire 5 giorni prima, deve anche arrivare, quindi altrimenti i condomini non hanno il tempo necessario per esaminare banalmente la documentazione, avere un'informativa corretta, ma pensate anche quando arriva dopo la data dell'assemblea, cioè in quel caso è proprio vanificato il senso della convocazione stessa, quindi bisogna stare un po' attenti, però io riconosco che sia anche questo un lavoro molto molto macchinoso. Sicuramente se ci certo. fossero degli strumenti più pratici, più efficaci, più veloci, come la PEC ovviamente per chi ce l'ha, si risolverebbero moltissimi Eh sì, no, problemi. anche costi poi. Però un'altra Come cosa anche che le notifiche tramite sì, ufficiali ecco io però giudiziari. ho imparato una cosa, cioè nel senso, io adesso sto utilizzando tantissimo, invito tutti a utilizzarlo, la raccomandata online. Cioè sapete che voi potete andare sul sito della posta, senza bisogno di andare in posta più con la raccomandata, e fare la raccomandata online, che è comodissima. Primo Sì, costa meno. quello lo faccio anch'io da dopo il Covid, però comunque devi fare il passaggio, Ah cioè no, la certo, raccomandata la devi certo. No, dico caricare. però m'è venuto Sì, in sì, mente però questa cosa per evitare le code sì, sì, devastanti, sì. perché io delle volte andavo in posta, cioè per mandare una raccomandata classico stai mezz'ora, cioè almeno lì con questo strumento tu addirittura metti l'allegato, te lo riproduce e manda la quindi comodissimo su quello, Sì, chi comodissimo, no? comodissimo. E Anche poi hai anche, secondo me, l'altro vantaggio di questi strumenti è che hai riesci ad effettuare le ricerche degli esiti delle spedizioni brava, in altra modo cosa. automatico tramite il programma. Se no Quindi devi hai visto che a noi poi interessa sempre capire la e poi ricezione, cioè Giorgia quello non perdi neanche il tagliandino, il famoso tagliandino che a volte si perde, no, quello è classico. tutto Cavolo. digitalizzato, diciamo, Ecco, abbiamo. quello è devo dire che è ottimo insomma, No, anch'io su questo decisamente, poi come dicevi tu, risparmio di tempo enorme e anche gestione del tempo, perché non sei più dipendente dagli orari degli uffici postali, ma ti Sì. organizzi l'attività in base alle tue esigenze. Sì, con Quindi le quello devo raccomandate dire esatto. Io penso che sia utilizzata anche dagli amministratori di condominio quello, perché non sennò da tutti purtroppo, però io vedo che ci sono, perché poi sì. sono società private, almeno quelle che utilizzo io, che poi si appoggiano al servizio delle poste italiane Ah, e ci sono delle società proprio specializzate per gli amministratori di condominio, quindi anche per inviare, oltre alle convocazioni, i plichi della documentazione. Devo dire che ci sono una serie di servizi mirati, quindi
consiglio assolutamente di, se non si conoscono, di approfondire, perché veramente ottengono un risparmio notevole di tempo. Ottimo, devo dire. Ecco, su quello Sì, sì. allora, quello che si può, ragazzi, semplificarci la vita si fa, cioè nel senso, oggettivamente ormai la tecnologia è all'avanguardia, quindi il Ma poi consiglio risparmi anche sui costi nel caso insomma degli studi di amministrazione, perché anziché chiedere a un dipendente di stampare tutte le convocazioni, piegarle nel modo corretto, brava, inviarle, poi spedirle, andare in posta, cioè veramente con un click si risolve il si problema. manda Quindi e anche come tempi di invio è uguale, Giorgio, come tempi scusate, rinvio, sì, di sì, e se recapito. tu vuoi Sì. l'urgenza ovviamente chiedi che venga inviata in giornata, altrimenti ci sono i tempi normali. Forse il costo è leggermente superiore, ma stiamo parlando veramente Ma sai di che mi sembra, sai che sei in linea, Guarda, l'altro giorno l'ho fatta. forse perché allora io mi avvalgo di società No, private, è quindi anzi, non Giorgio, ti posso dire sovrapprezzo, che però è secondo me è anche un po' qualche centesimo inferiore, perché banalmente adesso però secondo me la raccomandata ormai è quasi 5,56 €, sto su Milano, no, ovviamente poi dipende dal peso, però lì l'ho fatta l'altra volta, ho pagato forse 4,50, cioè leggermente mi sembra, poi dipende dai documenti che tu invii, no, perché poi chiaramente classica raccomandata con un plicco così ha un costo diverso che il classico foglio, no, quello lo sappiamo tutti, quindi però diciamo così si può però agevola devo dire che è notevole secondo me il vantaggio che offre questo strumento, son d'accordissimo con te. E allora E Giorgia, vediamo un attimo di affrontare magari un ultimo argomento, se abbiamo qualcosina. Quanti abbiamo non so se abbiamo 2 tu, visto che minuti. sei tecnologico, visto che mi chiedevi, non durante la puntata, però di anche siti condominiali per amministratori, cioè Sì, riuscire a ottimizzare magari la comunicazione e il passaggio delle informazioni tramite questi strumenti. Io so che molti studi di amministrazione hanno per ogni condominio un sito ecco, dove vengono inseriti i brava. documenti, dove Sì, vengono ma anche l'estratto del conto corrente, bello cioè questo. per gestire in Sì, estrema trasparenza bello. proprio il condominio, ci sono questi strumenti e secondo me sono Ottimo, molto ottimo. E poi positivi. loro danno accesso ovviamente con le credenziali. No, questo è Esatto. no, non lo sapevo questo è bellissimo. Sì, ci sono questi siti proprio e ogni condomino, come hai detto tu, ha accesso all'area Se riservata, no perché non alcuni sta tutte le volte a chiedere all'amministratore, a chi Madonna, è vero, cioè ragazzi, cioè no, ma soprattutto poi non deve neanche dipendere dai tempi di risposta, perché non è automatico che a ecco. domanda si risponda subito. Sì, anche perché E gli questo amministratori non è che gestiscono giustamente solo un condominio, ne hanno tanti e quindi no, veramente c'è un lavoraccio a volte, Però riuscire visto che siamo in un mondo dove tutto subito, si vero, vuole vero, sempre, anche vero. questo devo dire che agevola tutti. L'amministratore una volta, diciamo, man mano che raccoglie della documentazione la carica sul sito, quindi il passaggio è uno per tutti i condomini e poi ciascun condomino invece ha, ovviamente in base alle sue esigenze, accesso diretto alla documentazione del suo condominio, perché poi è corretto che chiunque di noi possa verificare Ma tutto quello che certo, ma è riguarda il lo nostro stato. diritto, è il nostro diritto, però delle Diritto. volte uno desiste perché è una complicazione a volte quindi, oh signori, ma ci sarà qualche amministratore in linea? Dovete fare questo obbligatoriamente, ve lo diciamo noi, Secondo me cioè sì, questo dovete è un altro strumento, molto utile. moderno che però Sì. velocizza e semplifica. Di grande qualità e soprattutto Grande qualità. vivette credo anche al riparo da eventuali contestazioni, perché la classica contestazione: "Io te l'ho mandata la mail, tu non m'hai risposto", sul discorso autorizzativo. Lì c'è tutto e ovviamente loro possono tutelarsi maggiormente secondo me, insomma. Son d'accordo, sì, no, ma infatti sono strumenti molto utili, anche perché più tempo risparmi secondo me in alcune attività, meglio poi riesci a svolgere le attività che richiedono oggettivamente più tempo. Bene, Quindi è un servizio molto più di qualità bene. per Giorgia tutti. grazie, Avvocato Colombo davvero è Grazie a stato te molto Massimo, è stato un piacevole, credo che piacere. è volata la puntata. Grazie ancora dell'intervento, ci vedremo noi alla prossima puntata, non so chi ci sarà, ma attaccatevi sempre alle ore 5 Il che giovedì noi ci uno di siamo. noi ci sarà sempre e Salutiamo grazie di Celeste aver seguito. Collovati che oggi Salutiamo ti Celeste Collovati che ancora salutata. è in treno, chissà cosa sta facendo, vabbè. Buon viaggio Celeste Collovati e buon weekend e ponte a tutti. Ciao. Grazie a tutti, Ciao, ciao, ciao. arrivederci. Avete ascoltato